Le mani della 'ndrangheta al nord, blitz della polizia a Brescello in Emilia. 16 arresti, tra questi il presidente del Consiglio Comunale di Piacenza. L'accusa è estorsione, usura e riciclaggio. L'inviata Giulia Serenelli. Sono le 3 del mattino, la polizia si sta muovendo dalla questura di Reggio Emilia, si va verso Brescello, lì i primi arresti. Salvatore Grande Aracri si affaccia torso nudo, sorpreso in casa dagli agenti e dagli elicotteri, accusato di essere a capo di un'associazione mafiosa insieme al fratello e al padre Francesco. Qui abita Francesco Grande Aracri, è il fratello di Nicolino, considerato il boss dell''ndrangheta in Emilia-Romagna. I Grande Aracri erano loro, per chi indaga, a portare avanti gli affari del clan dopo le condanne nel processo Emilia. Oggi, tra i 16 arrestati, anche Giuseppe Caruso, presidente del Consiglio Comunale di Piacenza, eletto con Fratelli d'Italia. Parliamo di una persona che quantomeno ha il ruolo di partecipe, quindi di persona strutturata che svolge un ruolo essenziale e comunque funzionale all'ottenimento degli scopi illeciti dell'associazione. Brescello ormai è stato ribattezzato Cutrello, costola della cosca di Cutro al nord Italia, diventata ormai autonoma, suon di estorsioni e intimidazioni. Il piccolo mondo antico di Don Camillo e Peppone è stato il primo comune in Emilia sciolto per infiltrazione mafiosa, travolto dal maxi processo Emilia, il più grande per mafia mai tenuto al nord.